braccio operativo della Regione Veneto gestisce 1905 km di strade venete. Veneto Strade si è riorganizzata. La sfida del 2024 comprende 57 cantieri in avvio e 41 in esecuzione. A fine dicembre il passaggio delle strade, ora gestione di Veneto Strade ad ANAS. Che cosa significa questo? Perché potrebbe sembrare, no, un rinunciare ad una gestione diretta. No, allora questo assolutamente no, tenete presente che nel 2018, perché parliamo di questo progetto ancora dal 2018 quando Veneto Strade non aveva quella stabilità che ha oggi, avevamo fatto un ragionamento con ANAS, visto che il ministro Del Rio voleva riprendersi le ex statali perché di fatto si sono ripresi strade che erano loro, avevamo fatto un ragionamento con l'ipotesi di ANAS che entrasse in Veneto Strade, quindi di fatto ai due contratti, alle due convenzioni che c'erano in essere con la provincia di Belluno e la regione, per cui 700 km si aggiungeva un altro contratto e un'altra convenzione in gestione. Di fatto il DPCM è stato firmato ed è andato avanti, non si è concretizzata l'entrata di ANAS in Veneto Strade perché poi i ministri sono cambiati, insomma sapete che in 8 anni ho visto 5 ministri, quindi è stata un po' una difficoltà non da poco. Che cosa abbiamo fatto alla fine? Noi continuiamo a portare avanti il progetto di dire se ANAS entra in Veneto Strade potrebbe essere un modello virtuoso per tutto il Veneto, però sapete che a Roma tutto ciò che è nuovo e non è sperimentato lo guardano sempre con un po' di sospetto. Da fine anno questi 700 km, che sono 450 regionali e il resto provinciali, verranno cedute ad ANAS e noi nel frattempo abbiamo fatto un lavoro con le province di riclassificazione ricostruendo praticamente il patrimonio di Veneto Strade, quindi avremo circa 600 km di strade tra provinciali e provinciali alla fine perché non ci sono comunali che diventeranno regionali, quindi quel patrimonio di 1900 km rimarrà, quindi di fatto non cambierà nulla, semplicemente in quei 700 km che noi abbiamo dato ad ANAS abbiamo portato a casa finanziamenti per la SR10, finanziamenti per la Grezzanella. Sapete che stiamo progettando, Veneto Strade sta progettando il quarto lotto della tangenziale di Treviso, quindi tutti comunque interventi che il territorio aspettava. Insomma, se le strade sono statali lo Stato mette le risorse, se non sono statali non mette le risorse, ma di fatto non abbiamo ceduto l'autonomia perché abbiamo fatto un'operazione con cui ci siamo andati a prendere i nostri soldi del residuo fiscale del Veneto. E anche sfruttando insomma, le opportunità offerte dal PNRR, no? Già solo per il 2023 questi 37 milioni di euro che sono tanti soldi. Allora, 37 milioni di euro per le ciclovie perché la Regione Veneto è quella che ha in assoluto più ciclovie, il 50% passano dal Veneto, sono ciclovie importanti perché abbiamo la Venezia-Trieste e l'Adriatica che parte da Chioggia va fino in Puglia, abbiamo l'Avento, la Sole e la Garda. Con questi 37 milioni di fatto le abbiamo finanziate tutte per quanto riguarda la parte veneta, rimangono fuori alcuni lotti della ciclovia del Garda, però un intervento importante dove Veneto Strade con la Regione Veneto è stata una delle poche regioni che ha rispettato il termine di aggiudicazione del 31 dicembre 2023. Poi termine che è stato tolto perché la maggior parte delle regioni non l'avevano rispettato. Modello Veneto anche in questo caso ha funzionato. Senta, attenzione particolare anche ai ponti, dicevano solo alle strade, perché? Sì, allora, noi spesso e volentieri quando parliamo di infrastrutture ci impegniamo il nostro tempo a pensare alle infrastrutture che mancano e al fabbisogno di nuove infrastrutture e ci troviamo nelle condizioni che perdiamo l'attenzione che prima di fare nuove infrastrutture bisogna tenere in maniera adeguata quelle che sono esistenti. Nel 2017 l'ingegner Vernizzi venne dal presidente Zaia e gli dice è il momento di fare un monitoraggio su tutti i ponti, perché Veneto Strade avete visto che tra provinciali e regionali ha 700 ponti, abbiamo fatto un monitoraggio su tutti i ponti delle regionali e abbiamo stanziato 27 milioni per intervenire sui ponti che ne avevano più bisogno ed ovviamente una volta conclusi questi 27 milioni ne verranno stanziati altri e ci tengo sempre a dire che questa cosa è stata fatta nel 2017 e il Ponte Morandi non era ancora purtroppo successo l'evento. Lei prima spiegava i motivi di questa riorganizzazione, sì, ce li vuole appunto semplificare e anche alla luce di quali obiettivi? Beh, allora, la riorganizzazione nasce anche dal fatto che oggi noi non facciamo solo più gestione e manutenzione delle strade, ma noi gestiamo anche gli appalti e quindi ovviamente la materia è molto complessa, quindi necessariamente la struttura aveva
comunque necessità ovviamente di una riorganizzazione interna, semplicemente per rendere sempre più efficiente la macchina, che oggi fortunatamente lo è, però anche in previsione futura e anche in previsione appunto avete visto le strategie della regione comunque sono molto complesse, quindi noi come soggetti attuatori o comunque come organo, diciamo, di trasmissione comunque abbiamo necessità di adeguarci, e poi perché ci sono delle sfide notevoli, le sfide anche dovute alla tecnologia, alle nuove normative. Noi abbiamo quasi 800 tra ponti, viadotti e gallerie, quindi necessariamente le ultime normative a seguito dell'evento del crollo del Ponte Morandi comunque richiedono degli approfondimenti che ovviamente, questo ovviamente innalza anche il livello e l'asticella della preparazione anche tecnica da parte di una società come la nostra. Possiamo dire che in Veneto le strade sono sicure? Beh, sicuramente noi facciamo tutto il possibile per renderle il più sicuro possibile, questo sì. Ovviamente la parola sicura, almeno dal punto di vista anche ingegneristico, ha poco significato. Maggiore attenzione però in montagna, no? Beh, sicuramente la montagna per noi ha una particolare attenzione perché ovviamente è un territorio molto, molto difficile, quindi molte delle nostre risorse vanno ovviamente nella zona del Bellunese, dove ci sono le strade che per noi sono più critiche. Quali sono le priorità su cui state lavorando e anche i progetti futuri? La priorità è sicuramente la messa in sicurezza in primis, nel senso che dobbiamo garantirla sia nelle strade di montagna, che hanno delle peculiarità ovviamente molto specifiche dal punto di vista di quelli che sono gli interventi da fare, quindi reti di protezione, paramassi e quant'altro. Sulla pianura invece la priorità è quello di garantire ovviamente la massima fluidità. Abbiamo arterie di grande rilevanza per quanto riguarda il traffico, anche commerciale, quindi va garantita la massima fluidità in sicurezza della percorribilità della rete in gestione. Quali sono i progetti che avete in cantiere attraverso appunto Veneto Strade? Innanzitutto c'è un pacchetto di opere importanti perché siamo con 98 opere oggi in cantiere per quasi $500 miliardi. Si continua con la progettualità, la grande viabilità del Veneto e ovviamente in futuro se riuscissimo a pensare di realizzare questa holding autostradale del Veneto e quindi una holding delle infrastrutture, sicuramente Veneto Strade farà la parte del leone. Questo che significa nello specifico? Lo spiegava bene prima, può risintetizzarlo? Significa che abbiamo dimostrato di saper gestire le infrastrutture, le grandi infrastrutture, pensi ad esempio al passante di Mestre, quello che è gestito dalla società CAV, è una società tutta pubblica che può ambire a gestire altri tratti di infrastrutture che magari oggi sono in mano dei privati. Un modello Veneto anche per Veneto Strade, così si diceva, braccio operativo della regione, che altro significa? Ma guardi, basterebbe guardare i dati e vedere che per gli appalti sopra i €50 milioni il tempo di progettazione e realizzazione fino al taglio del nastro di Veneto Strade è di 6 anni e mezzo, a livello nazionale è di 12 anni e mezzo. Lei va particolarmente fiero di queste ciclovie, ci spieghi bene? La partita delle ciclovie è una partita che ho voluto con forza, da più di 10 anni che ci lavoriamo, le abbiamo finanziate, oggi possiamo dire che il Veneto con questo giro di boa del prossimo anno noi riusciamo a chiudere tutte le ciclovie per le quali siamo impegnati. Per dirne una, la Treviso-Ostiglia sarà totalmente completata e non sto parlando di avvio di cantieri, ma sto parlando di opera fruibile. Con questo progetto noi siamo di fatto la regione con più ciclovie, quindi più mobilità sostenibile con la bicicletta a livello nazionale. Ok. Si va tutta magari sulla politica dopo quanto ha detto? Ancora? Ancora, dai. No, sì. basta. Vabbè, Grazie. si apre la stagione turistica, diciamo questo? Sì. Dai. Si apre la stagione turistica, presenteremo peraltro i dati assieme all'assessore Canner la prossima settimana. Dico che noi siamo sempre fiduciosi perché abbiamo degli operatori eccezionali, il 66% dei nostri turisti è straniero, quindi ci sentiamo anche la responsabilità non solo di essere i primi in Italia, ma di comunicare per tutto il paese, visto e considerato che noi sostanzialmente abbiamo milioni di turisti, di visitatori, di ospiti, come amiamo definirli noi, che comunque portano alto il valore e la reputazione della nostra regione a livello internazionale. Quindi a loro do un grande in bocca al lupo perché poi ormai con le vacanze pasquali si inizia a aprire alberghi, a parte la stagione e direi che sarà anche questa una buona stagione perché solo i pessimisti non fanno fortuna. La prima
legge europea sulla proprietà intellettuale risale a 550 anni fa e fu promulgata nella Repubblica Serenissima dal Senato veneziano, un anniversario che è stato celebrato con un annullo filatelico. In questa giornata importante che celebra 550 anni dallo Statuto dei Brevetti a Venezia mi piace ricordare come approcciamo il tema dei brevetti come università. L'università brevetta la conoscenza che produce dalla ricerca per farla andare veloce nel mondo, per far sì che le imprese che sono fuori la prendano in licenza, la comprino, la sviluppino ulteriormente per risolvere molti dei problemi pressanti che abbiamo oggi come società ed economia. Penso alla sostenibilità, cambiamento climatico, pensate ai FAS e a molte altre problematiche importanti che oggi dobbiamo affrontare. Negli ultimi 8 anni siamo passati da un brevetto di Ateneo a oltre 30, la maggior parte dei quali estesi a livello internazionale, quindi la ricerca dei nostri ricercatori, oggi dei nostri professori, riesce ad essere poi depositata e tutelata a livello internazionale e va a ricercare opportunità di sviluppo in giro per il mondo. Quanto l'intelligenza artificiale può essere uno strumento di tutela o può essere anche uno strumento di rischio? Ok. L'intelligenza artificiale quando si tratta di brevetti, quindi il tema di oggi, credo sarà un potentissimo alleato in prima battuta per chi fa il mio mestiere, quindi per chi fa la ricerca. Se pensiamo a mettere al lavoro l'intelligenza artificiale per analizzare in modo molto rapido e molto veloce ciò che è già stato brevettato, la conoscenza che già è incapsulata in brevetti esistenti e quindi farsi aprire nuove strade, credo sarà un enorme alleato, un importantissimo strumento per spostare sempre un po' più in là la frontiera della ricerca e il modo in cui come università contribuiamo poi a far sviluppare dalle imprese e dal mondo soluzioni ai nostri problemi più importanti. Però c'è anche un rischio della copiatura. Certamente, l'intelligenza artificiale si nutre di testi scritti, soprattutto oggi, quindi con buona probabilità potrebbe essere in grado di replicare quanto è scritto altrove e spacciarlo per originale. Credo che da questo punto di vista il lavoro principale che andrà fatto, lo sta facendo la politica se ci pensate, il lavoro che andrà fatto anche a livello di università e di ricerca è principalmente quello di creare maggior consapevolezza possibile tra tutti, quindi imprenditori, imprenditrici, studenti, tutti gli utilizzatori dell'intelligenza artificiale, per far sì che la sappiano approcciare sapendo come funziona. Se so come funziona uno strumento, se so quali sono i meccanismi secondo cui opera, posso anche prevenire o comunque posso far fronte ad alcuni passaggi a vuoto che può fare. Se l'approccio come black box, come scatola nera, se do una domanda in pasto a ChatGPT ma non so come funziona, i rischi a cui lei faceva cenno sono elevati e potremmo cadere in tranelli o situazioni molto complicate da risolvere. Stiamo dando molta importanza alla valorizzazione della conoscenza, del trasferimento tecnologico e della conoscenza. Questo significa che l'università si mette a servizio del territorio, delle imprese e produce conoscenza non fruibile soltanto all'interno dell'università ma anche dalla società. 550 anni sono tanti, Venezia in qualche modo è un po' antesignana. È antesignana e questo corrisponde anche allo spirito imprenditoriale che ha sempre avuto questa città e quindi ha cercato di proteggere l'innovazione, le invenzioni, soprattutto a beneficio dei mercanti, come da tradizione. È presente la Ministro delle Imprese del Made in Italy, quali sono le richieste, le urgenze? C'è un dialogo aperto con la politica per rispondere ad alcune delle istanze che arrivano dal mondo accademico? Sicuramente quello della valorizzazione della ricerca dell'università e di riconoscere questa capacità progettuale e di ricerca alle università in generale, che possono essere proprio dei promotori anche dell'economia del nostro Paese. Il G7 a Verona può essere un elemento in più per le università venete? Ma speriamo di sì, ce lo auguriamo tutti. Nell'ingegno del nostro passato, che è visibile in questa città e nel nostro Paese, vi è anche la via per il nostro futuro. Il G7 si aprirà domani, abbiamo fortemente voluto ripristinare il G7 sull'industria e le tecnologie, e che questa giornata, il ricordo del codice dei brevetti di Venezia 550 anni fa, è il viatico giusto per farci capire come confrontarci nel tutelare le tecnologie e nel riaffermare il ruolo dell'industria e della produzione nei nostri paesi, cioè i grandi dell'Occidente, e per quanto ci riguarda nella nostra Europa.
il G7 sull'industria e le tecnologie avrà un'anteprima importante e significativo, perché dimostra il metodo che noi vogliamo sempre realizzare, quello del confronto con le imprese che sono i soggetti della produzione, nel summit delle Confindustrie dei 7 grandi che si riunisce oggi a Verona e con cui ci confronteremo sia stasera che domani mattina in una sessione specifica in cui i rappresentanti delle industrie del G7 incontreranno i loro ministri e si confronteranno su quello che ritengono necessario in questa fase storica per riaffermare la competitività dei nostri paesi di fronte alle sfide globali che abbiamo davanti a noi. Tra i problemi che ci sono in questo momento per le imprese italiane ma anche per le imprese internazionali, la vicenda del Mar Rosso, come pensate di affrontarla? Sarà in agenda? Sicuramente ne parleremo, noi abbiamo svolto appena un incontro a livello di ministeri sulla base di un documento di analisi appunto su quello che è l'impatto del blocco del traffico nel Golfo Persico sul nostro sistema produttivo, un impatto che riguarda soprattutto i porti dell'Adriatico e la filiera alimentare. E per questo con il Ministro delle Infrastrutture e con il Ministro dell'Alimentazione e dell'Agricoltura ci siamo confrontati su come eventualmente compensare questo impatto negativo. Nel contempo abbiamo fatto presente e faremo presente agli altri ministri del G7 quanto sia oggi importante garantire le filiere di approvvigionamento, a cominciare dalle materie prime critiche che servono nella duplice transizione, che è una duplice sfida, quella green e digitale, perché l'Europa, la nostra Europa, è oggi accerchiata da tensioni e da guerre, quale mai prima ritenevamo possibile. È accerchiata a Oriente dalla guerra di invasione terribile della Russia in Ucraina e accerchiata a sud da eventi quali si sono verificati recentemente lungo il Sahel, con una serie di golpe militari che hanno reso più difficile il controllo, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e l'approvvigionamento di materie prime critiche da quelle aree, e con il recente conflitto in Medio Oriente che non riesce a trovare una soluzione pacifica e che ha avuto conseguenze anche nel traffico marittimo con il blocco del Golfo Persico, su cui peraltro l'Italia è intervenuta con i propri mezzi militari guidando una missione importante e significativa a tutela del traffico commerciale. Insomma, il mondo che abbiamo davanti a noi è diverso da quello che avevamo immaginato. È un mondo in cui i conflitti ci sono e sono alle porte d'Europa. È un mondo in cui è a rischio l'approvvigionamento di elementi essenziali delle nostre catene produttive. È un mondo in cui l'Occidente, i grandi del C7, l'Europa devono insieme affrontare le problematiche e trovare le soluzioni, perché sono problematiche comuni e le soluzioni non possono che essere comuni. Su questo ci confronteremo nel G7 di Verona sull'industria e le tecnologie e poi in quello successivo a Trento in consecutiva sull'intelligenza artificiale e il digitale, perché le cose si legano insieme e l'Italia vuole essere capofila anche nell'affrontare le nuove tecnologie e nell'utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale al servizio dell'uomo, perché può esserlo. Ha parlato di compensazioni, si sta confrontando con i suoi colleghi del governo per la crisi in Mar Rosso. A che cosa pensate in concreto? Innanzitutto stiamo valutando l'impatto effettivo che, come dicevo, per il momento riguarda alcune direttrici marittime, soprattutto i porti dell'Adriatico, e alcune filiere produttive, soprattutto quella dell'alimentazione, perché il percorso ovviamente intorno all'Africa è un percorso più lungo che può avere delle conseguenze sui beni alimentari che sono deperibili. Una volta che valutiamo la dimensione di questo e soprattutto ci rendiamo conto di quanto possa perseverare questo blocco, quanto possa durare, ovviamente realizzeremo delle misure compensative su coloro che hanno avuto un danno concreto, tangibile, misurabile
Lazio e di Trieste in questa categoria. Diciamo che per l'analisi che abbiamo fatto al Ministero, l'Ufficio Studi del Ministero sta elaborando un documento, i porti che hanno avuto le maggiori conseguenze sono i porti dell'Adriatico, di tutto l'Adriatico, compreso ovviamente i porti di Trieste e di Venezia, perché erano i porti in cui giungevano di più le merci che attraversavano il canale di Suez e che oggi ovviamente hanno difficoltà a farlo per l'impatto sul Golfo Persico della guerra, o meglio delle tensioni che sono intorno alla guerra che c'è in atto di fatto, gli eventi bellici tra Israele e Hamas. Visto la ZLS Venezia Rovigo, che situazione c'è? Bene. C'è il decreto, Sì, ma mancano i fondi? Beh, innanzitutto c'è l'impianto normativo che è importante e significativo, essendo una zona logistica speciale, e quindi tende sostanzialmente a rendere più veloce, a sburocratizzare tutto quello che è il processo autorizzatorio per insediare un'impresa, che è l'aspetto fondamentale quando un investitore straniero si presenta nel nostro Paese. Tra l'altro questa zona logistica speciale fa da braccio operativo, nel senso che accelera ovviamente gli insediamenti produttivi, che è pienamente in sintonia con quello che abbiamo fatto a livello centrale nel mio dicastero, in cui abbiamo in questi mesi molto migliorato l'efficienza e anche le normative per quanto riguarda gli insediamenti produttivi. Abbiamo creato un ufficio speciale, uno sportello unico per gli investitori stranieri nel nostro Paese, con la possibilità di avere su loro richiesta un tutor specializzato e personalizzato per il loro investimento, come sta accadendo anche per investimenti che si stanno dirigendo proprio nel Veneto. Qualunque impresa straniera si rivolga al nostro dicastero ha un tutor che lo segue nei processi autorizzatori. Per questo è importante la zona logistica speciale, perché ovviamente fa questo come sistema in un territorio specifico. Abbiamo creato le fast track a secondo il livello di investimento, una fast track per chi investe da 50 milioni di euro in su, una fast track diversa e più veloce con una conferenza di servizio in cui sarà processibile un'autorizzazione unica per chi ha un investimento superiore a 400 milioni di euro in alcuni settori strategici, e poi per chi supera il $1 miliardo, ove l'azienda lo richiedesse, sarà possibile istituire un commissario. Il mio Ministero chiede a Palazzo Chigi sul modello del commissario per il ponte di Genova, per facilitare per realizzare tutte le autorizzazioni che sono necessarie a quell'investimento così significativo. Per questo gli investimenti esteri in Italia stanno notevolmente aumentando. Proprio l'altro giorno ho annunciato un investimento importante nel campo della microelettronica, 3 miliardi e 200 milioni di euro per realizzare un impianto unico in Europa, il primo in Europa sui chip del futuro, da parte di una significativa multinazionale di Singapore. L'impianto si è realizzato nel nord del nostro Paese, sta però a loro decidere dove farlo. 3 miliardi e 200 milioni di euro come primo investimento sull'impianto, come ovviamente poi svilupperà nell'arco dei prossimi 10 anni un moltiplicatore di 4 miliardi e mezzo, quindi parliamo di investimento importante e significativo. Sono convinto che nei prossimi mesi ne giungeranno altri e l'Italia diventerà quest'anno uno dei paesi più significativi per gli investimenti nel campo della microelettronica in tutta Europa. Lo stesso accadrà, io ritengo, anche per quanto riguarda il settore dell'automotive. Ha notizie in tal senso per il Veneto? Io sono il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e quindi devo, supportare gli investimenti, incrementarli con l'azione che stiamo facendo, e poi saranno gli investitori, le imprese a scegliere dove localizzarsi anche rispetto alle offerte che ricevono dalle singole regioni, offerte complementari.